Momento di festeggiamenti che segna la vittoria di un progetto Diventerà Bellissima con Nello Musumeci presidente, che ha visto insomma, una bella battaglia elettorale fra Cancellieri e Musumeci. Sì, onestamente è stata una campagna elettorale molto aspra, dai toni duri, avremmo preferito farla occupandoci soltanto di politica, invece ci sono state polemiche anche speciose, anche un poco pruriginose, che sono state sollevate ad arte solo per cercare di canalizzare qualche voto degli arrabbiati. Questo non è un modo sano di fare politica, poi ci saremmo augurati che finita la campagna elettorale i toni si calmassero nell'interesse dei siciliani, perché è bene che in assemblea si collabori tutti e si trovi una sintesi nel tentativo di dare risposta a un territorio che è mortificato e umiliato da troppi anni di malgoverno. E invece pare che continuino ancora a fare campagna elettorale nell'interesse del Movimento 5 Stelle, che si prepara alla prossima campagna elettorale per le politiche. I siciliani stanno passando in secondo piano per quanto riguarda Cancelleri, noi li rimettiamo invece in agenda come nostra priorità, per cui da ora in poi chiudiamo con la campagna elettorale. Come in campagna elettorale neanche adesso ci presteremo a fare inutili polemiche, ma cercheremo di trovare le risposte alle tante esigenze oneste di questa gente, di questa provincia, di questa regione, che ha bisogno di essere risollevata, ha bisogno di ritrovare il sorriso e di ritrovare la speranza. Io sono convinta che Nello Musumeci e tutti noi sapremo cercare e creare le condizioni ideali perché questa Sicilia possa rimettersi in moto. Ora c'è la fase più delicata, la composizione del governo, si parla anche di un suo incarico assessoriale, cosa c'è di vero? Ma vedremo, questo sarà Nello Musumeci a decidere, non ha importanza il ruolo, l'importante è essere protagonisti fattivi di una nuova stagione politica e questo è una certezza, lo saremo sicuramente. Le emergenze della provincia di Agrigento sono tante, la viabilità, l'occupazione, la situazione dei precari, ecco, su questo farete qualcosa di fattivo? Sì, il primo punto all'ordine del giorno è il lavoro per i giovani. Crocetta ha accompagnato i nostri ragazzi alla stazione e li ha fatti partire per colpa delle sue incompetenze, della sua negligenza, di una squadra di 54 assessori che cambiava ogni 6 mesi, per cui non si sono neanche occupati dell'ordinaria amministrazione, figuriamoci se sono riusciti a programmare per il futuro e per dare risposte ai nostri ragazzi. Noi cercheremo di invertire questo trend e lo faremo cercando di sfruttare tutti i fondi europei e cercando di snellire una macchina burocratica che è farraginosa, che crea problemi alle imprese, e invece noi dobbiamo utilizzare tutti i fondi anche per creare delle start-up, per aiutare gli incubatori di impresa che possano creare nuove occasioni di lavoro, per aiutare anche gli investitori stranieri e italiani che sappiamo guardano di buon occhio la Sicilia, ma che hanno paura ad avvicinarsi perché sanno che oltre ai vecchi problemi che sono a noi noti della criminalità c'è anche un problema chiamato burocrazia.